Buongiorno a tutti e benvenuti ragazzi, sono emozionatissimo, mi presento, il mio nome è Marco Bregolin e oggi andremo a fare dei giochi interattivi, perciò venite pure tutti quanti più vicini e andrete a divertirvi anche voi oggi. Purtroppo non andremo a preparare dei cocktail alcolici, ma andremo a preparare dei mocktail. Mocktail, cosa sono i mocktail? I mocktail sono dei cocktail senza alcol e in inglese, forse lo sapete meglio di me, mock è prendere in giro, quindi è una presa in giro di un drink con l'alcol, ok? E andremo a vedere uno Smoky Fizz per prima cosa, che ve lo farò come dimostrazione con delle tecniche di flair. Flair è quando si fanno delle acrobazie e si rende il tutto più divertente. Poi per quanto riguarda invece il Blueberry Virgin Mojito e il Nice Pear ve li dimostrerò, dopodiché andremo a realizzarli facendo dei giochi e voi stessi andrete a realizzare questi due drink. Quanti di voi hanno esperienza dietro al banco? Uno con qualcosina, ok. Bene, allora oggi andremo a imparare comunque delle tecniche anche che ci sono dietro al banco. Avremo appunto lo Smoky Fizz, andremo a prepararlo con l'ausilio del nostro shaker, ok? È un drink a base di succo all'ananas. Siamo andati a preparare uno sciroppo rosmarino fatto in casa. Abbiamo preso il rosmarino direttamente dall'orto, siamo andati a fare un'infusione a caldo. Abbiamo lasciato appunto il rosmarino in acqua calda e siamo andati ad aggiungere dello zucchero per andare a fare il nostro sciroppo di zucchero. Prima di tutto vi chiedo se c'è qualcuno di, come si dice, diabetico. Qualcuno è diabetico? Nessuno è diabetico. Questo è il primo drink, lo andremo a terminare con un top di soda al pompelmo, qualcosa di rinfrescante. Ok, e mentre poi avremo appunto il Blueberry Virgin Mojito, andremo a comporlo senza il rum, a base quindi di succo di lime, sciroppo di more, anche questo fatto in casa, menta e top di soda, ok? L'ultimo invece che andremo a realizzare è il Nice Pear, sempre con la tecnica dello shake and double strain, quindi dovrete shakerare anche voi stessi, ed è composto da 60 ml di succo di pera, succo di limone, sciroppo sempre aromatizzato a rosmarino e andremo a fare un altro top di soda. Siete pronti? Avete voglia di partecipare anche voi? Non starete con le mani in mano oggi? Perciò mi raccomando, l'unica cosa che vi chiedo ragazzi è poi quando andremo a svolgere i giochi vi metterò in fila per il primo gioco, vi dovrete passare le bottiglie, portarle al bancone dove ci saranno appunto due ragazzi che andranno a realizzare il drink. Anche il secondo invece sarete a coppie, due di qua, due di là e andremo a realizzare il nostro ultimo drink. Mi raccomando, se non vi sentite pronti e tutto quanto mi domandate, cercate di fare le cose con calma che non c'è nessuna fretta, va bene? Allora, per prima cosa vi faccio vedere un po' di flair. Qualcuno sa qualcosa di flair? Sapete fare dei movimenti, delle tecniche, qualcosa? Niente? Vi faccio vedere io? Opla. E questo è con il tin. Opla. Oh! Into a pour. Ok? Queste sono tutte tecniche di flair e adesso andiamo a vedere il nostro primo drink, Smoky Fizz. Allora, andiamo a introdurre 45 ml di succo all'ananas, andremo a farla con una tecnica di free pouring. E 45 ml abbiamo un bubble 6 e quindi avremo un bubble 12 totale perché andremo a realizzarne due. Bubble 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e abbiamo i nostri 90 ml di succo all'ananas. Andiamo ad aggiungere lo sciroppo al rosmarino. Anche voi per quanto riguarda gli sciroppi non andremo a farlo con la tecnica del free pour perché è differente, ok? Lo sciroppo ha una densità, è più denso rispetto al liquido e quindi non pura come il liquido. Andiamo ad aggiungere la nostra mezz'oncia, quindi un'oncia totale per due di sciroppo al rosmarino.
Andiamo a incorporare il ghiaccio. Opla. E andiamo a shakerare. Il Nice Per utilizzerete questa tecnica, sarete voi stessi a shakerare, ok? Andiamo a versare nei nostri bicchieri. Ricordandoci che andremo a finire il drink con un top di soda al pompelmo. Nostro topping di soda al pompelmo. E andiamo a terminare con una scorza di limone e rosmarino. Oh, è fantastico, si è rotto il pillar. C'è il coltello. Abbiamo il nostro coltello e al tagliere, Tata. Grazie. Andremo a preparare le nostre scorze di limone, a spremere gli oli essenziali e terminiamo con un rametto di rosmarino. E questo è il nostro primo drink che siamo andati a realizzare. Questa era la presentazione, spero che vi sia piaciuta. Grazie a tutti. Adesso, se qualcuno vuole assaggiarlo, ragazzi, ci sono le cannucce, io li appoggio di qua, liberi di assaggiarli. Adesso andremo a preparare il Blueberry Virgin Mojito e il Nice Per, che voi stessi dopodiché andrete a realizzare. Io adesso vi mostrerò come andremo a realizzarli e dopodiché andremo a fare i nostri giochi. Siete pronti? Agitati? Tutti tranquilli? Sì? Allora, Blueberry Virgin Mojito e Nice Per. Abbiamo due tecniche differenti. Abbiamo il Nice Per, come vi ho fatto vedere anche per lo Smoky Fizz, tecnica di shake and double strain più top di soda. Mentre il Blueberry Virgin Mojito andremo a costruirlo in build. Build significa appunto costruire, ok? Andremo a fare un churn con il nostro bar spoon, ok? Churn significa che andiamo a portare dal basso verso l'alto e andiamo a mescolare tutti quanti gli ingredienti insieme. Andremo a fare un top di soda e a completare con dell'altro ghiaccio tritato. Pronti? Tutti pronti? Allora, succo, sciroppo al mirtillo, succo all'ananas e succo alla pera. Allora, per quanto riguarda il Blueberry Virgin Mojito andiamo ad aggiungere 30 ml di sciroppo al mirtillo, ok? È abbastanza denso, quindi ci mette un po', ed è quello che vi dicevo prima, essendo così denso non si riesce ad utilizzare la tecnica del free pour, ma andiamo a girarlo direttamente. Abbiamo 60 ml di succo di lime, quindi andremo a utilizzare 2 volte la nostra parte di jigger, 30 ml prima e altri 30 ml poi. Andremo ad aggiungere la nostra menta. I giochi li faremo uno alla volta, quindi prima andremo a realizzare il Blueberry Virgin Mojito e poi andremo a realizzare il Nice Per. Andiamo con la menta, andiamo a mettere le nostre basi anche per il Nice Per e abbiamo 60 ml di succo alla pera, six, seven, eight. Andiamo ad aggiungere un'altra mezza oncia di sciroppo al rosmarino.
a completare 30 ml di succo di limone. E abbiamo tutte le nostre basi fatte, ok? Questo è il quanto. Questo lo andremo a shakerare. Prima di andare a shakerare andiamo ad aggiungere il nostro ghiaccio tritato al Veggie Blueberry Mojito. Andiamo a fare il nostro top di soda, che ce l'ho da qualche parte qui, eccola qua. Il Marmalade è qui. Top di soda. Prima di andare a shakerare andiamo a fare un churn, che è quello che vi dicevo appunto prima. Andiamo a mescolare e incorporare tutti quanti gli ingredienti. Andiamo a mettere le nostre cannucce. Shakeriamo il Nice Pear. Shakey, 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 shakey. Andiamo a versare il tutto. L'ho messo. E andiamo a completare con la nostra soda. Ora, il Nice Pear è andato a completare, lo completiamo con una guarnizione di rosmarino. Andiamo a prendere quella di prima, che dopo ve le faccio utilizzare a voi. Per quanto riguarda il Blueberry Veggie Mojito, lo andiamo a terminare con un cup di Crush Ice. Guarnizione ciuffo di menta finale. Blueberry Veggie Mojito e Nice Pear, ragazzi, ok? Questi sono i drink che andremo a fare e che andremo a coinvolgere anche voi, ragazzi. Se volete assaggiare, liberi di farlo, ragazzi, io ve li appoggio di qua. E adesso vi devo chiedere una cortesia, però. Dobbiamo andare a fare, per il primo gioco, andremo a creare 5 squadre diverse, ok? E parteciperanno 2 per volta. L'ultima vediamo che cosa fare. Allora, partiamo da... Siete tutti sulle maniche i partecipanti. Da qui fino a te, giusto? Tu compreso? Ok? Allora, facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allora, partiamo. Sulla mano, uno sì, uno no. Numero 1 a partire da te. 1, 1, 1. Tenetevi a mente i numeri, 1, 1, 1, 1, 1. E quanti siete? 1, 2, 3, 4 e 5, ragazzi, venite. Prima squadra con me. Aspetta lì. Vieni pure. Vieni. Altri 2 ragazzi, vieni pure te. 1. E un altro ragazzo, vieni di qua, vieni con me. Ok, questa è la prima squadra e andremo a comporre il Blueberry Veggie Mojito. Andiamo con la seconda squadra. 4, manca una persona. Allora, andiamo a completare la prima squadra. Chi viene? Vieni tu? Vieni. Seconda squadra invece, ragazzi, partiamo da te. 2, numero 2, numero 2, vieni pure con me. Numero 2. E un altro ragazzo, numero 2, vieni con me che facciamo le 2 squadre. Squadra 1 di qua, squadra 2 di là, per favore. La 2 di qua, per favore. Venite di qua. Allora, andremo a realizzare il nostro Blueberry Veggie Mojito. Ci saranno 2 persone che saranno dietro al banco, le altre 4 invece saranno dall'altra parte e dovranno portare il materiale al bancone alle persone che realizzeranno il Blueberry Veggie Mojito. Ok? Chi si propone per lavorare dietro al banco? Un volontario della squadra 1? Vuoi lavorare dietro al banco?
Ok? Un volontario della squadra numero 2 per lavorare dietro al banco? Scelgo uno io? E allora vieni tu con me dietro al banco. Ok, abbiamo numero 1 di là, numero 2 di qua. Gli altri ragazzi, se si vogliono mettere in fila davanti al tavolo, ho necessità del tavolino d'appoggio invece. E questi devo andarli a lavare invece. Sì, quelli lì e anche questo per favore. Andiamo a riempire il nostro ghiaccio a cubi. Siete emozionati? Un pochino? Non vi preoccupate perché tanto andrete a realizzare tutti quanti i drink. Che poi per la verità non mi serve. Allora, mi serve il ghiaccio tritato. Questo. Proprio un balocco. Allora, questa la andiamo a mettere in centro. Ok. Paletta di qua e paletta per voi, ce l'avete anche. Allora, materiale, vi chiedo, dov'è il tavolino d'appoggio? Chiedo scusa. Allora, recupero il tavolino d'appoggio, perdonatemi, grazie. Opla, eccoci. Ragazzi, attenzione. Eccoci qua. Allora. Le due squadre siete in fila, dovrete passarvi sotto le gambe il materiale. E allora, squadra numero 2, sciroppo al mirtillo, succo di lime e sciroppo, succo di lime è qua. Ok. I nostri bicchieri li lasciamo qua. Ok. 1, 2. No. Bar spoon. La menta ve la lascio qui, che andiamo ad utilizzarla insieme. Siete pronti? Sì? Avete domande? Andiamo. Allora, intanto andremo a vedere anche col tempo e tutto quanto. Il vincitore sarà ovviamente chi finirà per primo il Virgin Blueberry Mojito. Ok. Allora, dovremo partire appunto con i ragazzi. Dovrete passarvi sotto le gambe il materiale, partendo dal bicchiere. Ok. Dopodiché andremo a passare lo sciroppo al mirtillo. Vediamo se siete stati attenti. Quanto sciroppo al mirtillo andremo a mettere nel nostro Blueberry Virgin Mojito? Ve lo ricordate? No. Ok, avete entrambi il jigger, che è questo qui, e andremo a mettere allora una oncia, 30 ml, ok. Avremo 60 ml di succo di lime successivamente. La menta ve la metto in comune, ok. Andremo a prendere un 8-10 foglie per il Blueberry Virgin Mojito, andremo a metterlo, ok. Dopodiché andremo a passare il nostro bar spoon. Andremo a mettere il nostro ghiaccio tritato, che lo trovate qui per tutti, ok? Dopodiché andremo a mettere la nostra cannuccia, il nostro ghiaccio tritato e andremo a completare con la fogliolina di menta come guarnizione. Siete pronti?
Poi se posso ripetere, certo, certo. Allora, prima cosa vi passeranno i bicchieri, che è la prima cosa. Poi vi passeranno il secondo prodotto, che è lo sciroppo di mirtillo, e dovrete andare ad aggiungere 30 ml andando a versarli dentro questa parte qui del jigger. Andremo a mettere 60 ml di succo di lime, quindi andremo a utilizzare 2 volte questa parte del jigger. Ce l'hai anche tu? No, questo è il tuo, scusa. È il tuo, adesso te lo restituisco. Andiamo a mettere tutti i nostri ingredienti, ok? Andiamo a mettere la soda, che adesso vi aggiungo la soda di là perché manca. E andremo a fare il nostro churn con il bar spoon che dovranno passarvi i ragazzi. Andremo a completare con il ghiaccio tritato e con la nostra guarnizione. Ok? Siete pronti? Certo. Nel momento in cui avete difficoltà e c'è qualcosa che non vi torna, basta che mi domandiate, ok? Questo lo buttiamo via. Vi passo 2 lattine di soda che dovrete andare ad allungare. Guardale qua. 1 e 2. E il nostro... Eccolo qua. Allora, ve le metto queste dietro a completare. Siete pronti? Squadra 1 in fila qua. Fila indiana, davanti a me. 1, 2, 3, 4. Tu sei l'ultimo sotto le gambe, eh? Squadra numero 2 di qua in fila, cortesemente. Ok? L'ultimo, ok. Si parte, ci siamo per tutti. Dobbiamo partire uno alla volta, una cosa alla volta, ok? Partiamo col bicchiere, lo facciamo arrivare al banco e andiamo a preparare i nostri drink, ok? Tu prendi il tempo se vuoi, lo stesso comunque che finisce prima vince. Non serve per il momento. Dopo andiamo a utilizzare il time. E allora, tutto chiaro? Ci siamo? Vi do il 3, 2, 1. Via, partiamo con il bicchiere da passare sotto le gambe. Via, 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 veloci, 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 sotto le gambe, sotto le gambe, sotto le gambe. Mettiamolo giù, ok. Esattamente. Poi andiamo avanti con il prossimo prodotto. Sciroppo al mirtillo che ve lo passano loro. Sotto le gambe, veloci, 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 veloci. 30 ml di sciroppo al mirtillo, andiamo a versarli all'interno del nostro bicchiere. Lavoriamo sempre sui mats. 30 ml di sciroppo al mirtillo. Certo, ma scherzi. Vai, versalo pure. Alza, 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 ci mette un pochino perché è uno sciroppo e quindi è un po' denso, ok? Andiamo a riempire completamente il nostro jigger. Se tu hai finito possiamo passare al prossimo prodotto, i ragazzi. Vai, versa, 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 ok? Andiamo a versarlo. Squadra 1 fermi, fermi, squadra 2 avanti, 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 avanti con il prossimo ingrediente. Ok, ci siamo con il succo di lime. Andiamo a mettere 60 ml, perciò 2 volte la parte grande. Versa come prima. Sei destra o mancina? Destra, allora vai, alza pure, alza, 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 alza. Vai tranquilla, che non succede nulla. 1 dentro il bicchiere e poi un'altra volta ancora. Squadra numero 2, andiamo avanti con il prossimo prodotto. Via, 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 via. Prima di utilizzare il bar spoon però andiamo a prendere un ciuffo di menta, andiamo a prendere un po' di menta e la battiamo sulle mani, vai pure. No, la menta, la menta, la menta, eccoci qua, menta, prendi un pugno di menta, vai, metti dentro, anche te, menta è qui, prendi un ciuffetto di menta, andiamo a inserire e gli diamo una... Bravissima, così andiamo ad aprire e sentiamo tutti gli aromi della nostra menta. Andiamo a prendere il nostro ghiaccio tritato. Vai col ghiaccio tritato anche tu, guarda che ce l'hai qui se vuoi. Ghiaccio tritato. Andiamo a metterlo dentro il nostro bicchiere. Poi tocca a voi, eh? Tieni pure il bicchiere, tienilo pure. Ok, abbiamo la soda tutti quanti, mettiamo un po' di ghiaccio tritato, andiamo avanti con la soda, andiamo a completare il nostro Blueberry Virgin Mojito. Veloci, 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 vai, 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 vai. Andiamo a versare. No, non serve, direttamente nel bicchiere, non nel jigger, direttamente nel bicchiere fino a completarlo. Basta, ok, perfetto. Vai, vai, adesso abbiamo il bar spoon, andiamo a utilizzare il bar spoon e andiamo a fare il nostro churn e andiamo a mescolare tutti quanti gli ingredienti. Sì, esattamente, vai, 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 vai. Perfetto. Andiamo a mettere le nostre 2 cannucce. Molto bene, andiamo a mettere le nostre 2 cannucce, perfetto. 2 cannuccette, sì.
Andiamo a prendere la nostra garnish, 2 cannucce, ce l'hai qua le 2 cannucce? Vai, 2 cannucce, garnish per te, un ciuffetto di menta, un ciuffetto di menta. Questo? Vai, vai, vai. E voilà, e abbiamo il primo. Com'è? Difficile? No. È stato difficile? No. Molto semplice in questa versione, ok? Poi andremo ad aggiungerci magari del flair e tutto. Benissimo, le prime 2 squadre, ok. Vincitore, oserei dire squadra numero 2, ma solo per il ghiaccio tritato. Siete stati bravissimi. Andiamo avanti con le altre 2 squadre, facciamo altre 2 squadre gentilmente. Vabbè, è vero. Volete assaggiare? Scherzi. L'altro tu? No, scherzo. Quello fatto qua. Eccoci qua. Squadra numero 3 e squadra numero 4, venite con me. Chi non ha ancora giocato? Avanti, avanti, avanti. Vieni dietro al banco. Uno di qua e un altro che viene dietro al banco, ok. 4 ragazzi gentilmente e 4 ragazzi dall'altra parte. Allora, andiamo a rimettere tutto quanto a posto. Ancora? Tu no, devi ancora partecipare. Ok, allora abbiamo la nostra soda. Barspoon, questi via. Chica. Scusa? Allora, cosa ci manca di là? Tutto il resto? Dove sono andati gli sciroppi? Eccoli là, questi qua. Scusa? Ok, soda, una bottiglietta è di qua. Questa la apriamo e la mettiamo di qua. Com'è? Siete emozionati? Avete già esperienza voi? Avete già esperienza dietro al bar? Avete mai provato a appurare qualcosa? Avete delle difficoltà? Avete delle domande? Andiamo a rivedere tutti quanti i passaggi. Il bicchiere, vi domando scusa, me lo appoggiate gentilmente sul tavolo davanti. Bicchiere là, ok. Partiamo con lo sciroppo al mirtillo, sono 30 ml, andiamo a utilizzare la parte grande una sola volta. Secondo ingrediente andiamo a mettere il nostro succo di lime, andremo a mettere 2 volte, ok? Sciroppo al mirtillo una volta sola. Succo di lime andremo a versarlo 2 volte all'interno, ok? Poi andremo a mettere il nostro ghiaccio tritato, andiamo ad aggiungere la soda. Vi passeranno il bar spoon, andiamo a fare il nostro churn, andiamo a completare con il ghiaccio tritato, cannuccia e guarnizione. Manca la paletta per te. Ok. Siete pronti? Io non vi dico più nulla adesso, ok? Ci siamo, partiamo dalla prima cosa, partiamo dal bicchiere e 3, 2, 1, via! Squadra 1, partita in anticipo. Bicchiere, ok, prossimo prodotto, 30 ml di sciroppo al mirtillo, andiamo, una parte intera. Sexy pure direi questi ragazzi all'opera, nice, I like it. Molto bene, prossimo ingrediente, via, succo di lime, 60 ml, andiamo a utilizzare 2 volte esatto la parte alta, 1, 2, c'è della tensione, andiamo avanti con il prossimo, anzi scusate, bar spoon, ok, andiamo a inserire la nostra menta ragazzi, andiamo a inserire la nostra menta, ce l'abbiamo in comune, un pugnetto di menta per ciascuno,
Non esagerate. Andiamo a inserirla all'interno. Ok, andiamo a mettere il nostro ghiaccio tritato. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio sta nel banco. Vai che andiamo con il ghiaccio. Andiamo a metterne abbastanza fino a colmare quasi il bicchiere. Squadra numero 2, andiamo avanti con la soda. Un po' di più di ghiaccio tritato, mettimene un po' di più per favore. Direttamente nel bicchiere andiamo a colmare con la soda, perfetto. Basta, 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 basta. Andiamo a mettere un altro po' di ghiaccio tritato. Perfetto, andiamo a fare il nostro cup con il ghiaccio tritato. Andiamo a mettere la nostra cannuccia e la guarnizione. Fogliolina di menta a completare. 3, 2, 1. Squadra numero 1 va a vincere. Molto bene, bravi. Rimane ancora una squadra, molto bene. Com'è andata? Tutto a posto? Qualcun altro vuole assaggiare? Questi li hanno fatti... Questo però no. Questo è mio. No, scherzi. Cosa ti faccio assaggiare? Quello che vuoi. Poi mi raccomando non me li portate via questi per favore di vetro. Ok, mancano 5 ragazzi se non sbaglio che devono ancora partecipare, giusto? C'è qualcun altro che vuole partecipare? Sì, adesso andiamo a rimettere tutto il nostro materiale in ordine come prima. Questo è il primo gioco, poi ne abbiamo un altro ragazzi e si gioca in coppie. Allora, questo lo spostiamo. Ok, allora, quanti siamo? In 3 dietro al banco? No, un po' troppi. Allora, abbiamo 2 squadre, perciò 1 a 2, 2 ragazzi che stanno dietro il banco e gli altri che passano invece gli ingredienti. Allora, vi mettete... Vieni, che ci mettiamo in fila ragazzi. Ragazze, chi vuole stare dietro al banco? 1, 2, 3, 4. Ok. Ragazzi, voi avete partecipato tutti? Chi manca? Chi è che non ha partecipato? Tu non hai partecipato. Vieni con me. Vieni con me. Ok. Tu, squadra 1 di là, vai dietro al... Ma lui ha già fatto, dopo facciamo tutti quanti. Vai, vai anche tu. Ok? Allora, andiamo a mettere il nostro materiale. Dimmi. Posso prendere uno giù? Sì, sì, sì. Allora, abbiamo il nostro succo di lime, sciroppo al mirtillo. Ok. La nostra soda. Mi raccomando, la soda la andiamo a mettere non nel jigger. Avete seguito? Sì? Vi ricordate tutto? No? Andiamo a ripetere? Sì. Allora. Sì, manca ancora qualcuno. Allora, una delle due viene con me, si mette in fila con i ragazzi, ok? No, stai pure dietro al banco, allora che andiamo a preparare. Mancano i 2 bar spoon. Dove li abbiamo messi i bar spoon? Uno è qua. E l'altro bar spoon invece, eccolo lì. Questo andiamo a completare il primo gioco, poi abbiamo il secondo gioco della giornata, ragazzi. Ok, bicchieri invece ci sono. Avete il bicchiere? Bicchiere succo di lime? Perfetto, sciroppo al mirtillo. Non si parte da là, ve li dovete passare sotto alle gambe. Ve lo ripeto? Non avete mica seguito? No, ok, allora andiamo a realizzare il Blueberry Virgin Mojito, ragazzi. Sotto le gambe vi passerete tutto quanto il materiale, andremo a prepararlo. Prima non va il succo di mirtillo? Sì, ho messo prima il succo di lime. Ah, è lo stesso. Allora.
Come vi stavo dicendo, andiamo sotto le gambe, ci passiamo tutto il materiale. Prima cosa sarà appunto il bicchiere. Per tutti e due ragazzi poi andremo a mettere 30 ml di sciroppo di mirtillo e quindi andremo a completare il nostro jigger, il dosatore della parte più alta, ok? Una volta sola. Secondo ingrediente che vi passeranno sarà il succo di lime, andremo a mettere 60 ml, quindi andremo a riempire 2 volte il nostro jigger dalla parte dei 30 ml. Dopodiché andremo ad aggiungere la nostra menta, ok? Andremo a mettere il ghiaccio tritato all'interno del bicchiere, andremo a fare il top di soda direttamente nel bicchiere, ok? Dopodiché vi passeranno il bar spoon, andremo a fare un churn, quindi andremo a portare e a mescolare tutti quanti gli ingredienti insieme, andiamo a completare con il nostro ghiaccio tritato, guarnizione con una fogliolina di menta e abbiamo completato il gioco. Siete pronti? Ok? Emozionati? Sì? Dopo andiamo a fare un altro gioco e saremo a coppie. E allora siete pronti al mio via? 3, 2, 1, via, 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 via. Bicchiere in arrivo, vai con il secondo ingrediente, sciroppo al mirtillo. Vai, 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 vai. 30 ml, parte grande. E adesso ci vuole un po' prima che venga giù. Mi piace il pur, bello, bello, bello. Squadra 1, no, 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 no. Porta indietro il succo di lime. Deve ancora finire. Succo di lime indietro, torna indietro. 2 di succo di lime. Vai che andiamo anche con la squadra numero 1. Vai con il lime. 2 volte. Vai, no. tutto, fino alla fine. Non vale, no, don't cheat. Andiamo a prendere la nostra menta, ragazzi, in comune che sta qui. Ok? Menta. Manca un altro di lime. Squadra 1, penalizzazione. Penalizzazione per la squadra. Vai, batti, butta dentro. Ok, molto bene. Andiamo a mettere il nostro ghiaccio tritato prima della soda. Ghiaccio tritato qua. Ok, vai con il ghiaccio tritato anche te. Cerchiamo di lavorare sopra i tappetini, ragazzi, così evitiamo di fare macello. Tieni il bicchiere perché sennò ti vola via. Anche tu, mi raccomando, prendi pure il ghiaccio. Paletta, eccola qua, vai. Ghiaccio. La menta ti manca a te. Questo è un Blueberry Virgin Mojito senza menta. Dove è questa? Ghiaccio, soda, molto bene. Hai la soda? Soda, soda, soda della squadra? È finita? Com'è finita? Andiamo ad aprirne un'altra. Vai, andiamo a fare il nostro top di soda. Vai pure. Versa, 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 versa. Bar spoon, ok? Andiamo a fare il nostro churn con il bar spoon. Vieni che prendiamo il bar spoon e andiamo a mescolare tutti quanti gli ingredienti. Cannuccia, guarnizione di menta e abbiamo terminato, ragazzi. Cannuccia, cannuccia. 2 cannuccette, appoggia pure il bar spoon, 2 cannucce, 2 cannucce, fogliolina di menta per guarnizione, vai, 3, 2, 1, via, molto bene, bravi! Hanno terminato più tardi loro, però devo essere sincero, mancava la menta, è stato messo solo una volta di succo di lime, dai. Molto bene, questo era il primo gioco. Com'è andata? Tutto bene? C'è qualcuno che vuole provare dietro al banco? Certo che si può bere, ragazzi. Sì, assolutamente. No, assolutamente, sì. Certo, assolutamente. Ma per provare dietro al banco bisogna di nuovo fare... Guarda, adesso vi racconto un po' della mia esperienza e dopodiché facciamo il secondo gioco e ti faccio giocare, giocate tutti, perché sarete in coppia, uno con la spalla sopra l'altro e andrete a realizzare il secondo drink tutti quanti insieme, ok? Come sono i drink? Sono mocktail, sono non alcolici ma sono buoni? Sì? Bene ragazzi, sono molto contento, spero vi stiate divertendo. E vado a raccontarvi un pochino di quella che è la mia esperienza personale. Sono molto orgoglioso e sono molto fiero perché se ripenso a una decina di anni fa ormai ero anch'io nei panni vostri, anch'io ero qui come studente
Da ragioneria ho frequentato la ragioneria. Infatti successivamente ho provato a iniziare la facoltà di economia a Ferrara. Dopo 6 mesi, sfortunatamente, però non ce l'ho fatto, ho mollato perché sentivo non fosse la mia strada e ho incominciato seguendo il primo corso da bartending. Primo corso da bartending che mio padre non voleva assolutamente permettermi di frequentare per il costo e per tutto quanto. Ma era il mio sogno, il mio desiderio e alla fine sono stato accontentato. Sono molto contento di questo perché da lì in poi ho iniziato appunto il mio percorso lavorativo. Percorso lavorativo che si è svolto sia in Italia ma anche all'estero. Sono stato appunto in Danimarca un pochino, dove ho lavorato in un hotel a gestione familiare. Sono andato a creare dei drink anche in questo hotel come il Rossini. Rossini è un drink molto popolare che è nato al Cipriani a Venezia. E c'è il Bellini e la variante Rossini che è appunto Rossini con del purè alla fragola e un topping di prosecco. Dopodiché sono stato a Londra. Londra ho avuto la mia prima esperienza che è durata 6-7 mesi circa perché mi hanno domandato di tornare appunto in Italia per fare la seconda stagione estiva in un ristorante a Rosolina a Mare. Ma nel 2017, dopo aver fatto anche l'European Bartender School, che è un corso appunto di bartending, si può fare a Milano, si può fare a Roma, si può fare a Barcellona, dove l'ho fatto io, ci sono molte sedi e è stato un corso che mi ha dato delle buone basi, ma nulla togliere né al primo corso da bartending che ho frequentato qui in Italia, né all'European Bartender School. L'esperienza più gratificante della mia vita è stata quella a Bietuan. Oggi indosso questa maglietta. Bietuan è una catena, si trova a Londra, in Inghilterra, e ci sono all'incirca 34 bar che sono appunto in varie zone di Londra, Oxford. E ho trascorso 3 anni della mia vita, da ottobre 2017 fino a ottobre 2020 appunto a Londra, dove per 2 anni ho lavorato in questa compagnia. È una compagnia dove insegnano tantissimo perché si imparano tutte quante le tecniche da eseguire per eseguire i cocktail. C'è un menù che comprende all'incirca 80 drink, se non di più, e ogni tot si rinnova il menù. Bisogna imparare a memoria tutti quanti i drink a memoria e bisogna essere molto molto rapidi all'interno di questa compagnia a realizzare i drink. Diciamo che c'era 1 minuto di tempo per andare a realizzare non tutti i drink ma la maggior parte dei drink. E ti chiedevano appunto di essere consistente, nel senso che una volta che andavi a realizzare il drink, la volta successiva non doveva venire differente, ma doveva essere appunto sempre uguale. L'interazione con le persone, le competenze, perché appunto bisogna sempre imparare, e vi assicuro che se oggi state studiando e pensate che un domani non andrete più a studiare, vi assicuro che non sarà mai così, perché nella vita non si finisce mai di studiare e non si finirà mai di apprendere. E se penso appunto a quando ero alle superiori, al giorno in cui sono venuto qui, quando ero appunto alle superiori avevo la speranza di un giorno di essere qui non come studente ma come presentatore, diciamo. Quindi vorrei ringraziare in primis Elena, ragazza mia, che mi ha presentato la Giada, che mi ha messo in contatto con Enaip, e quindi ringrazio Elena, ringrazio Giada che mi ha messo in contatto con l'Enaip, e Enaip per avermi dato la possibilità oggi di essere qui con voi e di farvi, spero, divertire in compagnia. Abbiamo queste 4 ragazze che vogliono provare. Volete provare anche voi? Vai, allora facciamo un altro giro di Blueberry Virgin Mojito. E dopodiché, ragazzi, andiamo a fare il secondo gioco, che sarà differente. Andrete a giocare in coppie, quindi due dietro una stazione e 2 dietro l'altra stazione. Abbiamo 1, 2, voi 2 e voi fate da accompagnatrici. Voi vi dovrete mettere allora davanti al banco e ho bisogno degli altri volontari. Vai, che allora abbiamo degli altri volontari. Allora, dietro la stazione andiamo a spostare il nostro materiale. Vi piace?
Sì? Ok. Allora, le ragazze mi sembra di aver capito che vogliono stare dietro al banco e che vogliono realizzare. Dopo, se vuoi partecipare anche tu, ti faccio partecipare anche a te. Ma guarda, bisogna mettersi semplicemente in fila davanti alle ragazze, 2 persone si mettono davanti a lei, dovrete passarvi sotto le gambe il materiale e andare a realizzare il Blueberry Virgin Mojito. Mi raccomando, una cosa alla volta, facciamo step by step. Adesso arrivo. Soda, ne prendiamo altre 2. No, lasciala pure là. Sì. No, no, vorrei solo togliere un po' di schifezze che così... Sto via. Sto via. Sto ok. Siete pronte? Eccitate? Emozionate? Allora, andiamo a rivedere step by step tutto quanto, che allora siamo da fuori. Allora, siamo andati a creare un Blueberry Virgin Mojito. Il bicchiere manca all'appello, giusto? Ce ne sono 2 o manca uno? Manca uno? Ok. Allora, i ragazzi in fila, mi raccomando, don't cheat, non barate, dovete passare una cosa alla volta. Andremo a mettere appunto 30 ml di sciroppo al mirtillo. Ok, per andare a mettere 30 ml di sciroppo al mirtillo abbiamo il nostro jigger, ok, la parte più alta, andremo a completarlo. Mi raccomando, anche qui don't cheat, versatelo tutto, ok, 30 ml di sciroppo al mirtillo. Secondo prodotto che andiamo a passare sotto le gambe è il succo di lime, ok, sono 60 ml, quindi andremo a versare all'interno del jigger una volta pieno, una seconda volta pieno, ok? Dopodiché andiamo a prendere la menta, ce l'abbiamo in comune, ok? Andiamo a prendere un pugnetto di menta, ce lo sbattiamo nelle mani, così andiamo a sprigionare gli aromi della menta, così. Prendi un pugnetto, te lo sbatti un attimino così sulla mano, ok? Poi, dopodiché andiamo a prendere il nostro ghiaccio tritato, andiamo a mettere appunto il ghiaccio tritato nel nostro bicchiere. L'ultima cosa che vi passeranno i ragazzi è la soda. Andiamo a fare un topping di soda non nel jigger ma direttamente nel bicchiere, ok? Non dobbiamo riempirlo fino all'orlo perché dopo andremo a completare appunto con cannuccia, ghiaccio tritato e un ciuffetto di menta per andare a completare. Per che cosa? Per la soda? Il tempo è... No, non vi preoccupate, non avete il tempo. Però mi raccomando, fate le cose fatte bene, ok? Siete pronti? Incominciamo? Tu devi prenderlo sotto le gambe, esattamente. Mi raccomando ragazzi, sotto le gambe non... Fate molta attenzione. Lavoriamo sul mats, questi sono i mats, ok? Quindi bicchiere qui, andiamo a mettere anche tu di là. I bicchieri ve li passano loro, ok? Appena arrivato il bicchiere al tavolo passiamo con il prossimo ingrediente che è lo sciroppo al mirtillo. Siete pronti? Al mio via. 3, 2, 1, via! Via via con il prossimo prodotto, 30 ml di sciroppo al mirtillo, andiamo a completare, vai. Vai. Completiamo. Adesso mi metto di qua, vi controllo, Deve essere pieno, fermi lì tutti, fermi lì che vi vedo. Vai, versa. Questi lasciale pure là. Andiamo con il secondo, vai, 60 ml di succo di lime. 2 volte, esatto. 2 volte. 1, 2. Molto bene, prossimo ingrediente menta in comune, un pugnetto di menta.
Sbattiamo, perfetto, che la schiaffeggiamo proprio la menta, che così rilasciamo gli oli essenziali. Andiamo a mettere all'interno del bicchiere, prendiamo il nostro ghiaccio tritato. No, ghiaccio tritato, vai, ghiaccio tritato. Fino a riempire il bicchiere, fino a riempire il bicchiere, tutto il bicchiere. Tutto il bicchiere. Adesso andiamo a prendere dell'altro ghiaccio tritato. Ok, molto bene, andiamo con la soda, molto bene, topping di soda, vai, un pochino, andiamo a fare il nostro churn, basta, churn con il nostro bar spoon, che andiamo a mescolare tutti quanti basta, andiamo a mescolare tutti gli ingredienti, andiamo a mettere, dai va bene anche così senza altro ghiaccio tritato, andiamo a mettere la cannuccia e guarnizione, 3, 2, 1... Squadra numero 1 va a vincere. Bravi. Se volete berlo potete anche berlo, tranquilli, davvero. Se volete prendere delle altre cannucce, vai, prendete pure cannucce che ce ne sono, ragazzi. Ok, questo era il primo. Chi ha shakerato nella vita? Grazie. Chi ha mai shakerato nella vita? Non avete mai shakerato? Adesso vi faccio shakerare, ok? Chi si ricorda il terzo drink che vi ho fatto vedere, il Nice Pear? Ve lo ricordate? Era buono? Adesso andiamo... E il rosmarino si sentiva? Molto bene. Ok. Ma scherzi, grazie a voi ragazzi. Vi state divertendo? Oh, no ragazzi. Sì, lascia pure lì. Adesso andiamo a fare il secondo gioco, perciò per i partecipanti, se volete assolutamente vi faccio partecipare anche voi, e che materiale ho quello che ho. Allora, secondo gioco, vi vado a rifar vedere il Nice Pear, l'ultimo, e come andremo a realizzare il nostro drink insieme. Allora, mi serve lo shaker. Tu sei sommelier? E sommelier dei cocktail o di che cosa? Dei cocktail? Scusa, lui è il sommelier e dei cocktail. Tu sei quello che beve il vino e allora sei il bartender, sei. Tu la birra. Mastro birraio, allora, mastro birraio, sommelier e cocktail bartender abbiamo, molto bene. Allora, andiamo a fare il nostro Nice Pear con l'utilizzo della tecnica del shake double strain e top, ok? Allora, questo drink lo andremo a realizzare in coppie, ragazzi, perciò ve lo faccio fare a voi. Abbiamo 2 volontari? 1 e 2, via. Vai che andiamo. Allora, non ve li faccio fare separati, ve li faccio fare insieme. Siete pronti? Uno utilizzerà la mano destra e uno utilizzerà la mano sinistra. Io sinistra. Tu sei mancino? No, però è lo stesso. Tu sei destro? E allora tu vieni a destra, tu utilizzi il mancino. Va benissimo così. Un braccio sulla spalla dell'altro del compagno, ragazzi, ok? Ci mettiamo in quale stazione volete lavorare? Questa? Ok? Allora, Nice Pear, andiamo a utilizzare la tecnica dello shake and double strain. Questo è il nostro shaker, ok? Dovremo andare a versare 60 ml di succo alla pera, esattamente, della parte alta, 30 ml di succo di limone, 20 ml di sciroppo al rosmarino. Andremo a shakerare. Adesso vi spiego tutto. Allora, abbiamo la pera, che se non sbaglio è questa tata, giusto? 60 ml di questo. Ragazzi, vi chiedo un po' di attenzione, che dopo ve lo faccio fare anche a voi. Allora, avremo 60 ml, quindi 2 parti alte del jigger, 2 volte. Andremo a versare all'interno dello shaker. Tu con la mano sinistra tieni il jigger, tu con la mano destra versi. Tu con la mano sinistra versi qui dentro, ok? 2 volte tu lo fai. Poi, secondo invece, tu tieni sempre il jigger, devi prendere lo sciroppo al rosmarino, che ce l'abbiamo dentro lo squeezer, e abbiamo 20 ml, quindi l'altra parte, ok, mezz'oncia.
30 ml di succo di limone, che adesso vi do tutto il materiale, quindi una volta. Tu tieni il jigger, tu versi e tu lo metti qui dentro. Poi tu invece cosa devi fare? Dovrai mettere il ghiaccio a cubi all'interno dello shaker, tu con la mano sinistra me lo chiuderai, tu con la mano destra me lo devi chiudere e chi shakera? Tu shakeri? Tu shakeri con la sinistra, una mano sola, ce la fai? Ok? Poi in due mi raccomando, questo gioco ragazzi mi raccomando fate particolarmente attenzione perché bisognerà anche aprire lo shaker. Lo shaker una volta che si è chiuso e siamo andati appunto ad avere una diluzione del ghiaccio e andiamo a incorporare tutti quanti gli ingredienti insieme, andremo ad aprirlo. C'è un punto che si chiama point of break che è esattamente dalla parte opposta del lato dove fa angolo, diciamo, ok? Quindi se è da questa parte andiamo a battere di qua, andiamo ad aprire, andiamo a mettere sotto, ok? Ce lo teniamo qui, tu mi devi prendere single strain per tutti quanti, questo evita che vengano appunto fuori i cubi di ghiaccio grossi. E l'altro invece ragazzo, tu andrai a utilizzare la mano sinistra e andrai a tenere il double strain e tu dovrai versare, ok? Una volta che avremo fatto questo ci sarà un topping di soda, abbiamo le nostre bottigliette di soda, andiamo a fare completamento. Come guarnizione avremo sempre un ciuffetto di rosmarino e la scorza di limone la lasciamo perdere perché sennò non vorrei rischiare di farvi tagliare, quindi ciuffetto di rosmarino, ok? Pronti? Allora vi preparo la bowl col ghiaccio, guarda che ce l'abbiamo qua, col ghiaccio a cubi. Vi devo togliere questo perché non serve più a niente, dopo se qualcun altro vuole fare il gioco. Allora, succo al limone, ok? Succo alla pera, succo, sciroppo a rosmarino invece ce l'hai di là, passamelo qua. Allora, partiamo con succo alla pera, succo al limone, sciroppo a rosmarino a completare e dopo il topping di soda. Ve la apro già questa. Il mio Barbleade, ok. Sto qui. Ok. Queste non servono e le possiamo spostare così evitiamo di fare malanni. Ok. Allora, questa è una dimostrazione. Prima dimostrazione, dopodiché oltre ai due ragazzi prenderò altri 4 ragazzi, una coppia di qua e una coppia di là e andremo a ripetere il gioco. Ok? Vi ricordate tutti i passaggi? Sì? Ah, che vi tengo d'occhio, eh? E allora 3, 2, 1, via! 60 ml di succo alla pera, vai che andiamo a versare. Uno completo, vai che andiamo, completo. Secondo, molto bene. No, a completare, vi vedo. 60 ml, molto bene. 60 ml di succo alla pera. Vai con i 30 ml di succo al limone. No, parte grande, parte alta. Mi raccomando. Perfetto. Andiamo con 20 ml di sciroppo al rosmarino. Parte più piccola. Andiamo a prendere il nostro ghiaccio a cubi con la paletta che scusa manca, eccola qua. Ok? Andiamo a mettere abbastanza ghiaccio all'interno dello shaker. Un'altra palettata. Un'altra paletta. Ok, andiamo a chiudere il nostro shaker. Lì diamo, mi raccomando, una bella botta perché sennò ok, perfetto. Shakerate insieme? A che shakerate insieme? Poi shake baby. Shake, molto bene. Fantastico. Vai, fantastico. Poi to break, guarda, si è già aperto, fantastico. Single strain, double strain. E ci siamo dimenticati di una cosa. Andiamo a mettere prima il ghiaccio nel bicchiere, che è la prima cosa, ragazzi. Chiedo scusa. Vai, double strain, ciuffetto di rosmarino. Sexy pour. Vai che andiamo col ciuffetto di rosmarino. 3, lascialo pure. E voilà! Cannuccetta. La soda, è vero, vai con soda. Cannuccia. Bravi! Molto bene, questo era il primo.
Siete pronti? Tocca a voi adesso, eh? 2 alla volta, 2 e 2. Allora, questo non serve. Questo lo metto lì. Succo alla pera, succo all'ananas non serve, li possiamo lasciare anche qui. Allora, succo. No. No, ho solo il Ziger piccolo, sai. Allora. Fate voi le coppie o scelgo io? Fate voi? Voi due in coppia? Coppia? Allora. Ma scherziamo? Grazie a voi ragazzi. Com'è andata? Stava bello? Vi è piaciuto? Piaciuto anche? Fantastico. No. Allora, andiamo a dare una sciacquata a questo. Dove l'hai buttata? Ok. Adesso prepariamo tutto. Dov'è l'altra coppia? Di qua, di qua, di qua, venite pure. Venite pure dietro al banco. Allora, anche per voi, prima di tutto succo alla pera. Ve lo metto qua a destra, succo alla pera. E succo di limone invece, l'altra bottiglia, eccola qua. Ok. Sciroppo al rosmarino. Il nostro bicchiere, abbiamo i bicchieri anche qua, ok? Anche voi con una mano, tutti quanti con una mano ragazzi, ok? Allora, vi ricordate tutto? Vi ricordate gli step e li andiamo a rivedere insieme? Andiamo a rivedere insieme gli step, ok? E poi una sfida a tempo questa, perciò chiederò cortesemente all'Elena se mi tiene il tempo di tutti quanti. Allora, partiamo con, prima di tutto, ghiaccio per tutti quanti. Ti manca il ghiaccio a cubi a te, vero? Adesso te lo do. Chiedo scusa. Allora, ghiaccio a cubi anche per voi. Prima di tutto andiamo a versare il ghiaccio all'interno del nostro bicchiere e poi andremo a costruire appunto il nostro drink. Tecnica dello shake and double strain, anche per voi non avete lo shaker, attenzione. E avete il Boston, questo si chiude così, ok? Si shakera anche questo così, ok? Poi si apre o da qua o... no, lo apriamo da qua, ok? Andiamo a mettere 60 ml, anche per voi ragazzi, 60 ml di succo alla pera, 30 ml di succo al limone, 20 ml di sciroppo al rosmarino. Abbiamo la parte grande, ok, per questi due, la parte piccola per lo sciroppo al rosmarino. Andiamo a shakerare insieme e poi andiamo a fare un top di soda. 60, due parti di questa, ok? Una sola, questo 30 ml, succo di limone. Sì, no, quello al contrario, questo va così, ok? Questo è il single strain che si mette sopra e tu double strain invece dovete, una volta che avete terminato, uno tiene qui. Sì, esattamente. Ok? Avete tutto? Tutto il necessario? No, 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 no. Fermi lì che mettiamo tutto messo bene. La nostra soda per andare a completare il drink ce l'abbiamo. Ce l'avete voi la soda? Sì. Ok? Ready? Pronti? Tu ci sei? Al mio via, eh? Siete pronti? 3, 2, no, 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 cheater, cheater, cheater. 3, 2, 1, via. Ghiaccio nel bicchiere, ghiaccio nel bicchiere, ghiaccio nel bicchiere per prima cosa, ghiaccio nel bicchiere. Ghiaccio, 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 punto di penalità. Molto bene. Qui 60 ml, fantastico. 1, 2, 30 ml solo di succo di limone di qua. Sì, 20 ml, perciò la parte piccola di sciroppo rosmarino. Sexy pur! Molto bene. No, ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Andiamo a inserire il nostro ghiaccio all'interno dello shaker. Andiamo a chiuderlo, mi raccomando. Non pastoriciate in giro. Un altro po' di ghiaccio. Andiamo a chiudere. Fantastico.
Fantastico. Shaky, 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 shaky. Vai, 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 vai. Attenzione. Si è aperto. Vi siete lavate. Bisogna chiuderlo bene, bisogna. Ti sei lavato, ti sei. Vieni qua. Tieni. Vai che lo andiamo a chiudere. Vai che andiamo a mettere tutto. No? Lascialo pure. Metti quello lì, tu il double strain. Vai che andiamo a versare. Il ghiaccio nel bicchiere, ok. Andiamo a fare un topping di soda. Questo è venuto un mezzo drink, ok. Top di soda, rosmarino e cannuccia. Rosmarino e cannuccia. La soda volete? Soda. Abbiamo terminato. Di qua abbiamo già terminato. Ci siamo un po' allagate. E anche questo è il nostro lavoro. Anche questo è il nostro lavoro, ragazzi. Molto bene, molto bene. Com'è andata? Benissimo, sono allagata. E per quello che vi ho detto bisogna fare attenzione. Com'è andata? Bene? Sì? Com'è venuto sto drink? Se volete... Vediamo se è venuto come prima. Tu avevi assaggiato questo prima, no? Volete assaggiarlo? Se bevete pure, ragazzi, tranquilli. Altre 2 coppie, ragazzi. Chi sono i prossimi? Non è quello di prima, però, dai, ci siamo quasi. Allora, ci siamo con tutti. Allora, double strain, single strain, abbiamo tutto il nostro materiale, sì. Ghiaccio a cubi ne avete, ve ne do un altro poi anche a voi di ghiaccio a cubi. Ma io posso buttare tutto insieme? You like it? Do you like it? Ok. Ci siamo con tutto. Aspetta che vi do una sciacquata anche a questo materiale qui. Poi Tata mi sa che è da svuotare questo. E se no vediamo. Hai il bicchiere di vetro? No, vabbè, dai. Allora ragazzi, vi faccio prima chiudere anche a voi questo perché magari è un po' più complicato. Mi raccomando che deve essere chiuso, perché sennò succede quello che è successo prima, che vi è andato ad allagare, ok? Quindi questo deve essere bello chiuso e poi lo andiamo ad aprire. Mi raccomando, gli diamo una botta e quando andiamo a shakerare, se lo sentiamo che è aperto, mi raccomando non shakerate ancora, ok? Poi una volta che abbiamo finito lo andiamo a riaprire. È un po' diverso, questo è il Boston Tin, ok? Allora, prima di tutto andiamo a rivedere che cosa dobbiamo fare. Primo step, bicchiere. Secondo step, abbiamo il ghiaccio nel bicchiere. Poi andiamo a mettere all'interno del nostro tin 60 ml di succo di pera per tutti e due, ok? 30 ml di succo di limone, quindi la parte alta. Allora, per il succo alla pera 2 volte anche per voi, ok? Con il succo alla pera. Poi prendiamo il succo di limone una volta sola, mezza oncia quindi della parte più piccola con lo sciroppo al rosmarino. Shakeriamo il tutto, andiamo a mettere un po' di soda all'interno del bicchiere, cannuccia e rosmarino a completare, ok? Vi sentite pronti? Vi manca una soda a voi che adesso ve la do. Perfetto, soda di qua, soda di là. Questo via. Il cubetto adesso lo prendo. Ok, domande? Cosa? Bicchiere sì. Allora, bicchiere, mi raccomando, lo lasciamo là. Prendiamo un bicchiere per tutti. E se siete pronti... No? Non siete ancora... Cosa? Sì, quindi ripeto, bicchiere prima cosa, ghiaccio a cubi, ghiaccio ce l'avete di là, vi mettete una mano sulla spalla dell'altro e ognuno utilizzerà la mano libera, ok? Siete pronti? Allora, bicchiere giù per entrambi, ok? Pronti? 3, 2, 1, via! Bicchiere! Senza rovesciare tutto! Sopra i mazza andiamo a mettere il nostro ghiaccio. Tu con la mano libera andiamo a mettere il ghiaccio.
Ghiaccio all'interno del bicchiere. Lavoriamo sempre sui mats, non rovesciamo tutto. Ok, metti giù il bicchiere. Andiamo a mettere 60 ml di succo alla pera. Tieni il jigger, te con l'altra mano. 60 ml, molto bene. Un altro. Molto bene. All'interno dello shaker, ragazzi, shake and double strain, non direttamente nel bicchiere. Vai che andiamo a rimettere 60 ml di succo alla pera dentro lo shaker, 30 ml di succo al limone per voi. Molto bene, 20 ml di sciroppo al rosmarino. Basta? Basta? Ok, andiamo a mettere il ghiaccio all'interno del nostro shaker, 20 ml, la parte più piccola. Il ghiaccio è stato messo? E nel bicchiere manca il ghiaccio? Bicchiere nel ghiaccio, vai, vai. Tieni il bicchiere, te, tieni il bicchiere. Bicchiere, ok, ghiaccio. Perfetto. Andiamo a chiudere il nostro shaker. Basta ghiaccio. Chiudi bene, chiudilo bene. Perfetto. Shake. Insieme. Dai, mano sulla spalla. Perché loro stanno lavorando meglio. Molto bene. Shake. Molto bene. Basta? Ok. Mettiamo giù. Apriamo. Ok. Andiamo a versare. Prendi il double strain e tu versa. Double strain. Ah, no. Single strain. Double strain. Abbiamo prestato poca attenzione di qua invece, ragazzi. Top di soda, andiamo a mettere... Top di soda voi l'avete fatto? Sì? Perfetto, allora questo cannuccia qua finito, noi top di soda di qua l'abbiamo fatto, cannuccia e rosmarino. Soda l'avete già messa? Questo non è molto venuto. Questo ragazzi già meglio. Com'è andata? Un applauso. Bravi, well done. Fatti 5, grandissimo. Altre 2 coppie, ragazzi. Com'è andata? Abbiamo prestato poca attenzione ai passaggi, il single strain e il double strain. Eh? Prossimi. Ci sono anche ragazzi, vogliono partecipare anche ragazzi, ok? Altri 2? Altri 2 volontari? Aspetta che arriva anche l'Elena, che buttiamo via invece un po' di ghiaccio, andiamo a risettare un attimino la stazione. Come andiamo? Tutto a posto? Allora. Questo, ok. Andiamo. Nostro tin piccolo. Andiamo a studiarci i passaggi. Nuovo. Voi avete seguito, sapete già come si fa, come non si fa, ok? Adesso vi spiego tutto. Questo lo possiamo buttare qua. E una sciacquatina. Un'altra coppia volontaria? Questo ok. Questo fatto via. Ok. Mi serve un'altra coppia. Un'altra coppia di volontari? Ragazze? Non ve la sentite? Ok, va benissimo. Un'altra coppia volontaria? Un'altra coppia? Niente? Faccio io contro loro? Guarda ragazzi qua, ci siamo? Voi avete già seguito? Vi devo spiegare tutto quanto? Allora, molto bene. Allora, per tutti quanti andiamo di nuovo a spiegare, andiamo a eseguire il nice pair, tecnica dello shake and double strain. Quindi ragazzi,
un braccio sopra la spalla dell'altro. Uno utilizza la mano destra, uno utilizza la mano sinistra. 4 persone dietro il banco, gli altri... Ragazzi, ok, abbiamo le nostre coppie. Ok, se volete andare anche di qua, ragazzi, a vedere davanti di qua. Allora, shake and double strain, quindi, prima cosa, ragazzi, guarda, ve lo faccio vedere io, ok? Facciamo insieme? Chiedo a un collega, uno che venga con me, che facciamo insieme. Vi facciamo la dimostrazione. Allora, per tutti quanti, ok, che poi vediamo se ci siamo, bicchiere, ok? Tu prendi, anzi, tu con la mano sinistra prendi il bicchiere, ok? Io con la mano destra tieni il bicchiere, vado a riempire il nostro bicchiere di ghiaccio. Mettilo pure sul mazz che non andiamo. Ok, una volta che abbiamo il nostro bicchiere colmo di ghiaccio, andiamo a versare 60 ml di succo di pera all'interno, andando a utilizzare il jigger, parte alta, 2 volte. Prendi il jigger con la mano sinistra, ok? Io vado a riempire 2 volte questo, vallo a versare qui dentro una volta, mettilo dentro come se ci fosse, perfetto, vado a versare una seconda volta dentro, poi secondo ingrediente sciroppo, succo di limone 30 ml, una volta sola, perfetto, 20 ml parte più piccola, gira il jigger, perfetto, 20 ml vado a riempire, vado a versare all'interno, vado a chiudere, ok? Insieme andiamo a shakerare, prendilo sotto, ok? Shake. Una volta che abbiamo terminato andiamo ad aprire. Questo non serve il single strain, ma ci serve il double strain perché ce l'ho già qui. Per voi invece dovete utilizzare quello lì, ok, perfetto. Tu mi devi tenere questo, ok, io vado a versare. Una volta che abbiamo fatto questo andiamo a prendere la nostra soda, andiamo a completare, andiamo a prendere la nostra cannuccia, un ciuffetto di rosmarino e il nostro nice pear è completato. Siete pronti? Tutte le fasi sono chiare? Ci siamo? Ok? Allora, avete tutto quanto, aspetta che vi apro questo. Dai tu il via? Dai tu il via? Vabbè, Vai. via. È stata una falsa partenza. 3, 2, 1, via! Senza rovesciare, fate bene le cose, mi raccomando. Dentro, tu tieni il bicchiere, ok? Questo via, tieni il bicchiere, perfetto, molto bene. 60 ml, abbiamo già messo 2 volte il succo alla pera? Mano sulla spalla, molto bene, 2 volte. 30 ml di succo al limone, molto bene. Vai che andiamo, 20 ml la parte piccola del jigger con lo sciroppo al rosmarino, molto bene. Andiamo a versare, ragazzi venite dietro per favore. Ghiaccio all'interno dello shaker. Ghiaccio all'interno. Vai, tieni, metti un altro po' di ghiaccio. Shake, chiudi. Ok? Andiamo a shakerare insieme. State attenti che sia chiuso bene questo perché sennò vi rovesciate. Questo dall'altra parte, molto bene. Uno tiene questo, l'altro tiene il double strain e andiamo... No, del bicchiere. Ok, abbiamo un po' di neofiti, ma va benissimo questo. Top di soda. Vai che ve lo apro io, questo è un po' difficile. Eccolo qua. Vai, double strain, te col double strain. Vai che andiamo a versare, molto bene. Vai, versa tutto. Andiamo a fare il completamento con la nostra soda. Ai. Rosmarino di là. Rosmarino, cannuccia. Vai che l'abbiamo fatto. Molto bene. Com'è andata? È stata tosta, è stata, eh? Dai che è andata bene. Batti 5, molto bene. Ragazzi, bravissimi. Super, un po' di difficoltà. Ok, va benissimo. No. Certo, ragazzi. Sono tutti qua, sono. Ok. Questa è finita.
Andiamo a resettare un pochino la nostra stazione che così non abbiamo confusione. Sì, assolutamente. Dov'è? No. Tieni, ma scherzi. Vi devo ripetere. Avete seguito, sapete tutti quanti i passaggi. Adesso aspetta che vi sciacquo questo e anzi invece di utilizzare questo adesso vi faccio utilizzare il bicchiere. No, il bicchiere di vetro. Eccolo qua. Ok, allora. Dimmi. No, questo non lo considerate. Voi avete, shaker vostro è questo, ok? Nello shaker si versa, si shakera e poi si versa nel bicchiere, ok? Allora, questo per voi invece vi devo chiedere una cortesia. Mi raccomando, fate super attenzione perché questo è il bicchiere di vetro, ok? Che così c'è meno rischio di lavarsi. Andiamo a chiuderlo, shakeriamo, poi si apre, point of break come vi ho detto prima. Mi raccomando il double strain, ok? Allora, sì, adesso arrivo, mi metto dietro con voi e vi spiego tutto quanto. Mi serve un'altra soda? Soda. Voi la soda ce l'avete? Sì, ma ce n'è poca. Poca? Vabbè, dammi questa che ne facciamo metà e metà. Siete tese? Paura? Non succede niente, ragazzi. Siamo qua per divertirci. Allora, questo via. Allora abbiamo tutti i nostri prodotti, vediamo che abbiamo tutti quanti succo alla pera, succo al limone, dietro abbiamo il nostro rosmarino, sciroppo al rosmarino, ok? 2, 1 e mezzo, molto bene. Vi ricordate? 60 ml di succo alla pera, 2 volte, una volta con il succo di limone, parte piccola mezza oncia con il sciroppo al rosmarino. Il drink lo andiamo a costruire all'interno del nostro shaker, ok? Vedete voi se volete utilizzare la parte di metallo o la parte di vetro, forse è meglio la parte di metallo, ok? Poi il vetro lo mettiamo sopra, andiamo a chiudere, ok? Mi raccomando, ghiaccio, una volta che ho messo tutti i miei ingredienti, ghiaccio all'interno dello shaker, andiamo a chiudere, andiamo ad aprire, uno versa con così, l'altro tiene il double strain nell'altra mano, ok? Se tu ce l'hai di qua, tu con il double strain sul bicchiere lo tieni qua. E dammi pure qua che abbiamo tutto, ok? Quindi, bicchiere no, lascialo pure. No, che lo prendono e si parte speed round, si parte da qua, si parte. Single strain ce l'avete, double strain ce l'avete. Sì. Domande? Niente? Allora io vi do il via. Prima cosa, mi raccomando, partiamo dal bicchiere, ghiaccio nel bicchiere, poi shaker e andiamo a costruire il drink. 3, 2, 1, vai che andiamo un po' a dare un po' di incoraggiamento alle ragazze. Vai che diamo un applauso. Dentro lo shaker 60 ml di succo alla pera. 1 completo, non mezzo. 30 ml di succo al limone. 30. 20 ml di sciroppo al rosmarino. Andiamo a versare il ghiaccio. Va bene, chiudi. Però il bicchiere deve essere pieno di ghiaccio e poi quando lo andiamo a versare, ma che brave, vai, shake. Piano. No, cos'è successo? Vi siete lavate? Forfè! Dai che lo andiamo a rifare, dai che andiamo a ricostruirlo, vai che ripartite, vai. Top di soda, ok, basta. Cannuccia e rosmarino. E l'abbiamo completato. Brave! Hai visto, loro erano in anticipo, però alla fine è successo un patatrack. Molto bene, brave ragazze. Assolutamente sì, è vostro ragazze, bevete pure. Questo ragazzo che vorrebbe fare questo nella vita. Assolutamente sì. Allora, come sta andando? Vi siete divertiti? Vi siete anche lavati?
Bene, questo è anche un pochino la nostra vita. Purtroppo capita anche al migliore ogni tanto di lavarsi e si fa esperienza, diciamo. Chi... Sì, assolutamente. Allora, Tommaso, vieni pure davanti. Se volete mettervi anche voi davanti a me, ragazzi, che così vi ho tutti quanti davanti e non vi do le spalle, gentilmente. Allora, parto da Tommaso e poi anche se qualcun altro ha delle domande, ragazzi, liberi di farmi le domande perché siamo arrivati al termine e se avete delle domande molto volentieri. Te ti faccio vedere quello che posso, quello che riesco e dimmi pure. Come è iniziata questa passione? Cioè comunque da cosa ti è partita questa voglia di girare il mondo per fare della tua passione un lavoro? Allora, l'ho detto prima, ho terminato le superiori. Niente, stavo raccontando appunto prima che ho terminato appunto le superiori. Una volta terminate le superiori ho iniziato l'università, la facoltà di economia a Ferrara e dopo 6 mesi mi sono reso conto appunto che non era la mia strada, non era ciò che volevo e avevo la passione del bar. E ho iniziato con un primo corso che è costato dei soldini, soldi che non avevo e che ho dovuto chiedere a mio padre. Mio padre inizialmente non voleva assolutamente permettermi di frequentare questo corso. Alla fine della fiera sono riuscito a frequentare questo corso, è stato lungo e mi hanno dato molte basi di teoria perché siamo andati a studiare appunto la produzione di qualsiasi tipo di spirito, dalla vodka, la tequila, il gin, da dove derivano, come si producono, la storia della ristorazione, caffetteria. E poi una volta terminato appunto tutta la parte teorica siamo andati a fare appunto un pochino di parte pratica. Da lì è iniziata, diciamo che io sono di Rovigo, ragazzi, non so se sapete dove sia Rovigo. Intorno alla mia realtà diciamo che non trovo molti locali che ti diano la possibilità di esprimerti e di fare ciò che mi piace esattamente fare. Quindi Londra per me è stato il top ed è stato l'apice della mia carriera perché effettivamente dopo che sono stato la prima volta a Londra avevo visto questa compagnia appunto che si chiama B&One, che me la porterò sempre nel cuore, dove appunto mi hanno insegnato più di 80 drink, tutte le tipologie, le preparazioni, le varie tecniche di preparazione, dallo shake and double strain, shake and strain, working mix e cosa bella e particolare adesso della B&One, che un pochino ho il dispiacere, hanno iniziato a svolgere i corsi della World Flair Association. World Flair Association, per chi non sapesse, significa World Flair Association, che è il mondo appunto del flair. E tengono queste competizioni dove appunto ogni bartender va ad esibirsi. Durante questi 2 anni della mia carriera alla B&One ogni anno si eseguiva diciamo una challenge. Come vi ho detto prima appunto erano 30 passabar e un bartender da ogni singolo bar andava a svolgere le semifinali per poi arrivare alla finale della competizione. Si divideva in molti aspetti diciamo questa challenge, perché c'era lo speed round prevedeva appunto di realizzare 5 drink più velocemente possibili, c'era l'esame del pour test che appunto è quando andiamo a realizzare il nostro drink senza l'ausilio del jigger ma semplicemente andando a utilizzare la tecnica del count, appunto il conteggio che abbiamo appunto per un'oncia dal bubble 4, le 2 once sono il bubble 8. Poi c'era la semifinale, invece dovevi andare a realizzare anche 3 drink per 3 giudici che erano appunto di fronte a te e dovevi raccontare un pochino quella che era della tua storia. Per me questa è stata un traguardo perché effettivamente in Italia non ho trovato posti che ti diano la possibilità di fare ciò. E quindi se qualcuno avesse il desiderio di conoscere di più per quanto riguarda la compagnia della B&One o qualsiasi cosa,
Basta che mi domandiate davvero che vi do tutte le informazioni e i contatti che desiderate. Va bene? Tu volevi avere una piccola dimostrazione? Ultimo corso che sono molto soddisfatto, che devo un pochino migliorare, è stato fatto con Hakim. Non so se qualcuno lo conosce, ma è uno dei bartender più influenti, diciamo, al mondo. Sta tenendo corsi di flair online, si è recato a Las Vegas dove si esibisce e dove tiene appunto dei corsi. E l'ultimo l'ho appunto fatto con lui, dove mi ha insegnato delle routine che andiamo ad eseguire e vediamo se riusciamo. Mi metto magari il tappetino dietro e vediamo se con 2 shaker e una bottiglia riusciamo a fare. Sì, adesso no, me li asciugo e mi prendo 2 tin. Tu sai fare qualcosa? Niente? Niente? Allora, per chi volesse, per chi ha la passione davvero, io mi metto a disposizione con Enaip per insegnare quello che volete, dal pouring, dal flair, alla realizzazione dei drink, seguendo varie tipologie di tecniche. E basta, perciò davvero, se avete bisogno ragazzi, io sono qui per voi e a vostra disposizione. Questo tin, tanto per farti vedere, è stata la mia prima challenge che ho fatto appunto. Facevo parte del team di Hammersmith, che è un quartiere appunto di Londra, e qui appunto andate a trovare B&1 Bartender Challenge 2018. Hammersmith at winner, perché era la mia prima challenge. Sono arrivato in semifinale, sono contentissimo perché ero alle prime armi. Sono ugualmente arrivato in semifinale e questo è stato il mio presente, diciamo, come partecipante. Allora, 2 tin e una bottiglia. Pronto? Vado ad utilizzare le mie bottiglie. Queste ovviamente sono delle bottiglie di pratica. Ragazzi, vi chiedo cortesemente anche voi, se o indietro o davanti, vediamo se viene qualcosa. Aspetta che proviamo prima qualcosina easy. Opla, vediamo se riusciamo a fare elbow stall. Ci siamo? Questo è into a pour. Ok? Questo è difficile, Opla! Andiamo a fare un doppio bump. Andiamo a inserire la nostra bottiglia all'interno del tin. Gli andiamo a dare uno spin. Andiamo a fare un helicopter sul tin. Andiamo a recuperare la nostra bottiglia. Di nuovo behind. Andiamo dietro la schiena. Un thumb roll. Ok? Fino a fare il nostro pour. E fino a terminare con il nostro pour. E questo è uno. Secondo. Mano destra. Sempre tin e bottiglia. Quasi. Ok. Voilà. E poi proviamo allora con 2 tin e una bottiglia. E che andiamo. Allora. Into the tin. E ancora into the pour. Bam. Bam. Ma scherzi? È difficile oggi, non mi sono allenato tantissimo poi. E andiamo a versare. E l'ultima vediamo se riusciamo. Questo è difficile, No. Ci siamo. Aspetta. Ce l'ho. Così. More. No.
E questo è quanto. Ragazzi, io spero che vi siate divertiti, vi ringrazio tantissimo e davvero se avete domande per qualsiasi cosa sono qui con voi ancora un po'. Grazie mille a tutti davvero.